Buongiorno amiche e amici, ben ritrovati con Ore 13, un caro saluto a tutti voi che ci seguite da casa. Il nostro territorio, la nostra zona ovviamente ha tutta una serie di aspetti positivi e ha vissuto anche dei momenti drammatici. Oggi dedichiamo questa nostra ora a un momento che ha veramente segnato la storia dell'imprenditoria di questa regione, del Veneto, in un momento particolare. È una cosa che insomma, tantissimi di noi si ricordano. E oggi parliamo della tragedia dell'Antonov, di quell'aereo caduto all'aeroporto di Villafranca, di Verona, nel 1995. Perché ne parliamo? Perché per certi aspetti è un caso ancora aperto, perché grazie a un collega che poi vi andrò a presentare da poco è stato pubblicato un libro che riassume un attimo quelli che sono i contorni di questa tragedia e mette il dito nella piaga di un qualcosa che ancora non si è chiuso. Però prima di presentarveli vi lascio una breve testimonianza drammatica di quei momenti. In località Poiane, in via del Sobuono, sulla campagna, è appena caduto un aereo. Un C-130, credo. Un aereo caduto? Un aereo? Sì, un C-130. Madonna. Sì. E lo sta arrivando nessun soccorso, allora ho chiamato voi. Un C-130 sta lì? Sì. E dove? A Roma Campagna? Sulla campagna, località Poiane. Poiane. Vicino a Pantina, Pennari Caluri. Vicino a Pennari Caluri. Mi può dare fuori il suo telefono? Sì, un'emergenza. Fox 2, ciao. Dimmi. Allora ascolta, come ti dicevo, la fonte non è ufficiale, sono 45 persone di passeggeri, sì? Passeggeri, più 4 di equipaggio. Ovviamente sono tutti morti, comunque questo è l'ultimo. 45 più 4 passeggeri, tutti morti sono adesso. Esatto. Ah, porca puttana. Esatto, comunque ti richiamo, dai. Va bene, grazie. No, ciao, ciao. Grazie. Ciao. Insomma, queste sono da un lato le immagini dei primi momenti dei soccorsi, di quello che era lo scenario che sono trovati di fronte ai soccorritori, e le telefonate ai soccorsi, le prime che insomma, avevano messo ovviamente in allarme coloro che erano operativi in quelle ore. Chi ho qui con me? Ho il collega Gianni Favero che ha scritto appunto il libro Antonov 24, la strage di Santa Lucia. Ciao Gianni, grazie per il contributo che ci darai oggi e ringrazio ancora con più calore Nicola Galeotti che è familiare di una delle vittime di Guido. Ciao Nicola. Buongiorno a tutti, ciao. E lo ringrazio perché insomma ovviamente venire a testimoniare anche seppur dopo 24 anni di distanza una tragedia di questo tipo, io ti ringrazio Nicola. Penso di poterti ringraziare anche a nome di tutti i familiari delle vittime, di quelle 49 vittime, perché comunque rimane il fatto che insomma, è un episodio che ha segnato, no? Si diceva Gianni, adesso mi darei una mano a riassumere quelli che sono i contorni di quella vicenda, ma è un episodio che ancora continua perché insomma, incredibilmente dopo 24 anni ci sono ancora dei familiari che non sono riusciti a chiudere quella che è la fase del risarcimento, corretto? Certo, corretto, questo è uno dei primi elementi che mi hanno incuriosito, mi hanno dato il là per intraprendere questo viaggio di ricerca. Ricordiamo un attimo cosa è successo, sì, però era grazie. la sera del 13 dicembre del 1995, siamo all'aeroporto Catullo di Verona. Tutto il nord Italia era interessato da condizioni meteorologiche straordinariamente negative, nevicava da molto tempo e questo comportava naturalmente anche delle complicazioni alla navigazione aerea. L'aereo di cui parliamo è un Antonov 24, quindi non un C-130 come aveva detto il primo che ha dato l'allarme, ma ovviamente è comprensibile questo, che era partito nel pomeriggio da Bucarest, scalo a Timișoara e poi è arrivato a Verona da dove avrebbe dovuto ripartire di lì a poco. Era già molto in ritardo appunto per il tempo, perché doveva arrivare un jet, invece è arrivato un turboelica, insomma una serie di cose.
Comunque l'aereo riparte poco prima delle 8, riesce ad arrampicarsi in qualche modo fino a 97 metri di quota, i radar nemmeno lo vedono perché rimane sotto la quota minima per entrare nel fascio di illuminazione dei radar, poi vira a destra, va in picchiata e precipita in un peschetto poco lontano dall'aeroporto. A bordo ci sono 49 persone, di cui 31 italiani, 14 sono veneti e 5 trevigiani. Erano persone che avrebbero dovuto raggiungere Timisoara, principalmente perché erano quasi tutti dei piccoli imprenditori o comunque persone legate a quel tipo di imprenditoria dell'epoca, polverizzata, minuscola, spontanea, che andava ad esplorare il mercato del vicino Oriente europeo, che da poco si era affrancato dal comunismo e stava cercando di apprendere l'economia di mercato. Esatto, insomma, c'era questa fase nella quale, tra l'altro durante la trasmissione vi ricordo che saremo al telefono con due figure, la prima è Luca Serena, che attualmente è presidente di Confindustria Est Europa e che già all'epoca frequentava quegli ambienti, è stato presidente di Un'Industria Romania, e poi c'è il presidente Zerbinati, presidente dell'Associazione delle Vittime appunto di questa tragedia. Tuo papà Guido, Nicola, cosa faceva all'epoca? Papà era un commercialista e accompagnava un cliente, Danilo Furlan, appunto per cercare di aprire un'attività di produzione in Romania. Lui era già stato in quel paese? Non era mai stato, era la prima volta, e l'unica anche evidentemente. È finita in tragedia. È finita in una grandissima tragedia. Quindi insomma c'era questa situazione particolare dove c'era una sorta di esplorazione economica, no? Di questi imprenditori, sui media ne parlavamo un sacco, no? Di questo fenomeno, era le prime fasi della delocalizzazione tra l'altro. Sì, furono anni abbastanza anche selvaggi, no? Non c'erano, a differenza di quanto avevano già fatto i tedeschi ad esempio, che avevano già portato delle banche, dei servizi, qui da noi praticamente la gente andava ed arrivava lì e aveva anche banalmente delle difficoltà nel trovare qualcuno che traducesse qualche documento, no? Quindi era assolutamente spontaneo, si andava con tutti i mezzi, anche con un Antonov costruito nel 1967 in Ucraina, che era un aereo militare ricondizionato, quindi per capire la condizione. Sì, vorrei così sottolineare, perché poi diciamo che la figura dell'imprenditore giustamente per certi o anche non proprio giustamente, ha poche tutele, no? Però ci sono momenti in cui l'imprenditore, quando si dice imprenditore rischia la vita, no? Cioè, questo è uno di quei casi, perché tu ti trovi a cercare di sviluppare la tua azienda, e la tua azienda significa anche i tuoi dipendenti, tutto quello che ci sta intorno, e ti possono capitare tragedie come queste, come possono capitarti per strada, per carità. Sì, c'è qualcuno che l'ha definito un grande incidente sul lavoro, ecco, è una definizione che ci sta però fino a un certo punto, perché poi ci sono delle responsabilità ben precise che i processi successivi. Avrei piacere certo. che ovviamente tu riassumessi. Comunque insomma, purtroppo c'è questa tragedia, no? Sì. Ha colpito molto l'opinione pubblica. Nicola, non ti chiedo come l'hai vissuta da figlio, perché insomma mi sembra, però cioè, cosa hai sentito in quel momento intorno a quello che vi accadeva e a quei momenti drammatici, cioè il fatto che ci fossero varie figure, perché poi quando c'è una tragedia collettiva ovviamente la si condivide per ovvi motivi. Cosa ho sentito? Purtroppo quello che ho sentito dopo qualche mese dalla tragedia, dove evidentemente è stato in tutti i TG e per qualche giorno insomma, si è parlato della tragedia, è stato un po' quello che è la mancanza delle istituzioni e dell'aiuto che poteva derivare, poteva venire dato a queste famiglie di chi è mancato, tanti con aziende che si sono trovate in difficoltà, perdendo evidentemente il loro capo e il loro riferimento, banche che hanno iniziato subito, non è il mio caso evidentemente, a chiedere i ritorni finanziari a chi poi cercava in quel momento di recuperare le aziende, i figli piuttosto che i manager. E in tutto questo abbiamo sentito un gran vuoto, perché attraverso il presidente dell'associazione Francesco Zerbinati
Tra l'altro una persona incredibile, perché si è prodigato per tutti noi pur non avendo alcun tipo di interesse, avendo lui perso la fidanzata che faceva la hostess. Per primo ha messo la faccia per tutti noi, attraverso appunto le istituzioni ha chiesto la possibilità di evitare l'accanimento immediato delle banche nei confronti degli eredi, ma purtroppo è riuscito sempre, nonostante le grandi cose che abbia fatto, ad ottenere poco in questo senso, e oggi, a distanza di 24 anni, dobbiamo purtroppo ancora ravvisare questa mancanza di appoggio da parte delle istituzioni, perché ci sono 13 famiglie, credo, ancora non risarcite, e per non risarcite intendo che ci sono le sentenze di primo e di secondo grado che hanno determinato delle cifre di risarcimento che oggi ancora sono su un muro di gomma e non riescono ad ottenere, oltretutto presentando regolari precetti al Ministero dei Trasporti, che è obbligato in solidi risarcimenti, dai quali non riceviamo, non hanno ricevuto, non stanno ricevendo neanche una risposta negativa. Cioè, non ricevono risposte, quindi Gianni, giusto perché tutto ciò ovviamente è all'interno del tuo libro Denuncia, me lo puoi prestare solo un attimo, che ha piacere, tra l'altro che è questo, vediamo se la regia riesce a inquadrarlo, quindi siamo anche in questa fase incredibile che 24 anni dopo sei ancora qui. Chi è? Allora, innanzitutto, perché poi noi abbiamo chiuso la parte della cronaca, le responsabilità accertate. Sì, allora qui bisogna fare una distinzione, un conto è l'ambito penale, un processo che si è chiuso dopo 7-8 anni, però si è chiuso con l'individuazione di responsabili precisi, e poi c'è l'ambito civile, quello che attiene ai risarcimenti, cioè che attiene ai soldi che di fatto il Ministero dei Trasporti deve alle famiglie. Perché dico Ministero dei Trasporti? Perché le persone che furono condannate dal direttore dell'aeroporto Catullo di Verona ad alcuni sottoposti erano dipendenti del Ministero dei Trasporti. Perché furono condannati loro? Perché, adesso chiaramente è un po' lungo da spiegare, perché la magistratura riconobbe che quell'aereo non era in condizioni di partire per una serie di ragioni e fu fatto ugualmente partire nonostante non fosse stato consegnato dal comandante un piano di carico obbligatorio per legge. Cioè, di fatto una specie di autocertificazione in cui il comandante dice: il mio aereo a vuoto pesa X, ho Y passeggeri, ho tot bagagli e pesa così. I responsabili dell'aeroporto devono verificare se siamo al di sotto del peso dichiarato dal costruttore e dire sì, no, parti. Questo non è stato fatto, l'aereo è partito, ma non ha avuto la forza di decollare. Quindi diciamo che ci sono responsabilità soggettive perché, tecnicamente, perché è caduto il velivolo? Allora, si sa, perdonami. Allora, ci sono... di fatto perché pesava troppo, ecco, di fatto perché il peso era distribuito male all'interno della cabina, di fatto perché il pilota, il comandante, appunto perché costava troppo, 250.000 lire, rifiutò di fare il de-icing, no, lo sbrinamento delle ali, quando un comandante di Air France prima, pur avendolo fatto dopo 2 volte, ha detto no, io non parto in queste condizioni, lui è partito lo stesso. Insomma, per una serie di concause che però non stanno soltanto in capo al comandante, perché il personale di terra ha delle responsabilità. Il dovere di impedire la partenza. Sarà un regio decreto del 1925, per carità, però quella legge c'è ed è stata disattesa. Ok, allora noi ci interrompiamo qualche istante e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Siamo di nuovo in diretta con Ore 13, continuiamo a parlare di questa vicenda, di questa tragedia che ha colpito molto
anche l'opinione pubblica ovviamente dell'epoca e che sicuramente tanti di voi ricordano, appunto quello dell'Antonov di Verona. Stiamo in qualche modo riassumendo un po' la vicenda e quindi insomma mi dicevi Gianni appunto che l'aereo sostanzialmente è caduto per una serie di concause e però che addirittura altri velivoli che c'erano in partenza sono rimasti a terra proprio perché non avevano considerato sicuro decollare, corretto Nicola? Non si poteva, non si doveva decollare in quel momento sicuramente, cioè, parliamo di una situazione climatica quasi apocalittica, cioè non si vedeva a 5 metri di distanza da quanta neve stava cadendo in quel momento. Un pilota dell'Air France si è rifiutato di decollare nonostante avesse appunto, come ha detto Gianni, fatto il de-icing in modo corretto o addirittura 2 volte l'avesse fatto. E quindi non c'erano le condizioni assolutamente meteo per... Tra l'altro per fortuna insomma scenari che forse anche a causa o successivamente a una tragedia di questo tipo insomma c'è molta più attenzione adesso su questi aspetti perché poi la procedura di sghiacciamento delle ali è una cosa che insomma chi ha modo di viaggiare lo vede fare molto spesso e magari la gente si arrabbia perché c'è ritardo in partenza quando se potesse vedere cosa è successo a chi non ha avuto l'occasione di fare lo sghiacciamento delle ali, forse starebbe anche più tranquilla, perché dopo ci hanno viste situazioni. Vabbè, a parte questa punta polemica, torniamo sulle stazioni, quindi insomma sono state riscontrate responsabilità di il comandante dell'aereo. Allora, sicuramente il comandante, il vicecomandante e i tecnici a bordo hanno agito con leggerezza, probabilmente avevano fretta di tornare. Allora, scusami Gianni, ti interrompo perché dovremmo avere al telefono Luca Serena. Pronto? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Luca Serena, buongiorno, grazie della disponibilità. Ricordiamo, siamo al telefono col presidente di Confindustria Est Europa. Serena, lei all'epoca nel 95 frequentava già la Romania? Sì, dai primi 90 diciamo, abbiamo iniziato a frequentare quel paese. Senta, velocemente che ricordo ha di quella tragedia innanzitutto? È stata una vera e propria tragedia, io definisco le vittime dei caduti sul lavoro perché la maggior parte erano appunto imprenditori e professionisti che avevano iniziato, erano gli esordi di questa avventura, chiamiamola così, sull'internazionalizzazione, erano i primi degli anni 90, quindi vuol dire, era caduto da poco, da un anno, il muro di Berlino, si stavano aprendo questi mercati. Io devo dire il nord-est e in particolar modo poi proprio anche l'area di Treviso, sotto la guida anche di Industria Treviso, stavano guardando a quei mercati come nuove opportunità. E quindi voglio dire erano anni in cui i collegamenti erano pochissimi e pochissimi quelli diretti, bisognava fare voli incredibili, collegamenti a volte via Monaco, via Vienna per raggiungere la Romania, quindi quello era uno dei pochi voli all'epoca organizzati diretti e ahimè da una compagnia evidentemente che non faceva certo della sicurezza il suo primo obiettivo e quindi ahimè molti di questi imprenditori hanno perso la vita e ovviamente tutto questo ha creato un grande shock in tutta quella che era la comunità imprenditoriale e produttiva del nord-est che in quel momento appunto ci si conosceva tutti perché sì, poi infatti, non erano tantissimi Serena, imprenditori che in quella... io volevo appunto mettere anche un attimo la lente su questo aspetto. Lei che frequenta ha avuto e ha ruoli importanti di rappresentanza nell'ambito di Confindustria, attualmente addirittura a livello di AS Europa, però è stato presidente di Fundazia, presidente di Industria Romania. Magari chi non frequenta l'estero, anche a livello imprenditoriale, non può capire come effettivamente si crei proprio una sorta di forte comunità tra gli imprenditori in questo caso, cioè ci si scambia consigli e poi immagino che all'epoca insomma, la Romania non fosse così pronta ad accogliervi. No, guardi, la Romania devo dire è sempre stata molto accogliente, in particolar modo verso gli italiani che sono e sono sempre stati ben visti, però non dimentichiamoci che i primi arrivi degli italiani e del nord-est sono stati negli anni 90 quando vuol dire,
la Romania è entrata nell'Unione Europea nel 2007, quindi voglio dire arrivavamo verso un paese che era appena passato da un'economia di Stato e stava cercando, perché non era ancora assolutamente avanzata, il passaggio a un'economia di mercato, quindi in qualche maniera veniva vissuto tutto come una novità sia per gli imprenditori che arrivavano in questo paese sia anche per il paese che riceveva e accoglieva questi imprenditori con le loro idee, le loro tecnologie. Proprio perché non erano tantissimi all'inizio gli imprenditori, ci si conosceva anche spesso negli aeroporti, nelle sale d'attesa, in aereo, ci si scambiava opinioni, esperienze, consigli, no? Su cosa fare, su cosa non fare, e per cui vuol dire si era veramente creata una stretta comunità imprenditoriale e d'affari che appunto era legata e ci si conosceva anche se solo magari di vista. È per questo che quella tragedia colpì due volte, nel senso che colpì non solo le persone direttamente, ma colpì proprio tutto quel sistema di relazioni e quella spinta, diciamo, che aveva motivato tutti questi imprenditori ad andare a cercare delle nuove opportunità verso quelli che erano visti in quel momento come nuovi mercati e che oggi sono la testimonianza che avevano visto bene quegli imprenditori, perché oggi ovviamente sono mercati di grandissimo assorbimento di merci. Se pensiamo che oggi la Romania con l'Italia ha un interscambio di 14 miliardi di euro, un paese da 20 milioni di abitanti, ci rendiamo conto della dimensione in questi anni, grazie anche a quegli imprenditori che hanno iniziato negli anni 90 di cosa rappresenta dal punto di vista economico per l'Italia il rapporto con l'Est Europa e con la Romania in particolare. Senta Serena, così per chiudere, è possibile che lei doveva essere in quell'aereo, poi ha cambiato programmi? Mi giunge... Sì, questa è una cosa che ho così citato anche nella mia testimonianza del libro, è una cosa che mi pesa ancora oggi raccontare, nel senso che io a quell'epoca ero presidente di Conexport, che era il consorzio export di Un'Industria Treviso, e avevamo ovviamente delle attività proprio come consorzio, che è un consorzio che aiutava le imprese a esportare verso la Romania e chi voleva insediarsi su quel paese, e quindi io come presidente avevo programmato di andare a Timișoara a un incontro con il prefetto del Giudeț di Timișoara, che ovviamente è un'autorità con la quale gli imprenditori devono interloquire per tutta una serie di problematiche operative, e qualche giorno prima scoprì che c'era un atto notarile che non poteva essere spostato, che doveva essere fatto assolutamente in quel giorno, e quindi decisi di rinunciare al viaggio. Lo comunicai però al mio vicepresidente dicendo: guarda, non posso più andarci, mi dispiace. E lui disse: ma guarda, visto che hai già fatto il biglietto, cambiamo nome, ci vado io perché ho anche delle cose da fare per la mia azienda. Lui aveva un'attività appunto già attivata in Romania, e quindi unisco l'utile al dilettevole, vado io a fare questo incontro, così vado anche a fare degli incontri per la mia azienda. E cambiamo il biglietto 3 giorni prima, e il biglietto era su quel volo là. Come dire, il destino delle volte è quindi incredibile, per lei ovviamente in positivo e per qualcun altro in negativo. Serena, io la ringrazio per la telefonata e per la disponibilità, ovviamente buon lavoro, e anche buon lavoro verso quelle zone che, come diceva, sono estremamente importanti per la nostra economia. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie, buongiorno. Purtroppo ci ha fatto anche un film, Sliding Doors, a seconda che tu prendi una porta o l'altra, poi vabbè, però insomma saremo qui a fare altri tipi di ragionamento, però insomma a me è capitato di frequentarla anche a me, tra l'altro l'abbiamo fatto una volta insieme, no? La Romania, e veramente, cioè, si respira, no? Quando si è all'estero, la comunità, addirittura la comunità italiana, cioè gli italiani che magari in casa non è che si frequentino più di tanto, poi vanno all'estero e trovano quel sistema di coesione che è uno dei segreti. No? Sì, io vorrei ricordare a questo proposito che nel 2001, quindi pochi anni dopo, l'Assemblea Generale degli Industriali di Treviso fu fatta a Timișoara,
c'era anche un po' una vena polemica perché, come spesso accade, c'era degli attriti fra il mondo imprenditoriale e il governo per le tasse, insomma, per le solite questioni, per cui provocatoriamente si organizzarono 3 aerei, si portarono gli imprenditori a fare questa assemblea. Però, voglio dire, la comunità trevigiana sicuramente era fra le più numerose e lo è ancora. E lo è ancora. Breve pausa. Ed eccoci quindi, grazie della linea, ritorniamo in diretta. Nicola Galeotti, il fatto che a 24 anni di distanza comunque ci sia un mio collega che si prende la briga, tra virgolette, di scrivere un libro e come dire, di riportare, di riscaldare l'attenzione intorno a questo caso, come l'avete affrontato voi familiari? Beh, è chiaro che all'inizio c'è di nuovo un tuffo nella tragedia, perché sono cose che dopo 24 anni si tenderebbe a non volerne più parlare e a chiudere in un cassetto. Il merito di Gianni però è stato quello di fare riaffiorare, al di là delle dinamiche del volo, insomma, del fatto che l'aereo non dovesse decollare, eccetera, quello che è stato i motivi per cui ancora oggi ci sono delle famiglie in difficoltà e non hanno ancora ottenuto i risarcimenti che gli spettano, e quindi questa ferita è ancora aperta. È evidente che il dolore resta dentro per tutta la vita, però attraverso il risarcimento, che nulla vuol dire perché evidentemente sono solo soldi, ma si riesce a mettere il punto ad una tragedia che per molti è ancora aperta. Per molti è ancora aperta perché, nonostante ci siano state delle definizioni economiche attraverso, insomma, il giudizio dei tribunali del processo, dei procedimenti civili, quindi con il riconoscimento di cifre patrimoniali e non patrimoniali, per cui la responsabilità anche in sede penale è stata distribuita tra aeroporto per il 20%, 60% compagnia aerea e 20% del Ministero, e ovviamente si può andare poi a ricercare le somme. Sono obbligati in solido queste 3 figure. Calcola che oggi la compagnia aerea è fallita qualche anno dopo l'incidente con l'aeroporto. Ricordate il nome della compagnia aerea? Era la Banater. Banater. Una compagnia tra l'altro inesistente, perché aveva sede in una camera d'albergo di Timisoara, affittava degli aerei per poi fare questi charter. Vabbè, scusa. E quindi obbligati tutti in solido. Con l'aeroporto molti dei familiari ancora credo una decina di anni fa, o comunque prima della sentenza di primo grado, avevano chiuso un parziale risarcimento. Il grosso delle somme invece chi ancora oggi sta attraverso i pezzetti e le fasi esecutive cercando di recuperare queste somme si rivolgono evidentemente al Ministero obbligato in solido. Il Ministero non si degna nemmeno di rispondere a questi precetti, ovviamente presentati attraverso gli avvocati, e ha dato qualche risarcimento ad alcune famiglie, riconoscendo tra l'altro solamente il 20% della somma riconosciuta dai tribunali, e quindi non l'intera somma, e in altri casi non si è appunto nemmeno degnato di rispondere. Scusatemi, allora, quindi siamo arrivati al 3 gradi di giudizio, giusto? No, il terzo, la Cassazione, non si è ancora espressa. Okay, quindi 2 sono andati. Ma in un paese normale come fa? In questo caso esiste una responsabilità accertata dalla magistratura e tu, Ministero, Gianni? Ma insomma, io la premessa forse è sbagliata, in un paese normale. Non saprei dare una risposta, anche perché francamente, voglio dire, ci sono delle tecnicalità di diritto che sono complicatissime, per cui io rischierei anche di dire delle stupidaggini. Chiaro che il dato macro è vistoso, insomma, è terribile. Se posso dire una cosa, comunque, incontrando queste famiglie,
a un certo punto la questione economica... Scusami, tu com'è che ti sei diciamo, preso a cuore questa vicenda e che ti ha portato poi a scrivere questo libro? Ma io ho incontrato casualmente un figlio di una vittima di Treviso, tra l'altro, mi ha raccontato questa cosa, non ci ho creduto, quindi ho chiamato Francesco Zerbinati, che conoscevo dall'epoca, mi ha confermato, e per cui sono andato in cerca di incontrare personalmente queste famiglie. Ecco, la cifra che ti dicevo non è... Alla fine la dimensione economica c'entra fino a un certo punto, c'è però questa sensazione indelebile di non essere riusciti a fare il possibile per onorare la memoria del caro scomparso. E questa è diciamo, la dimensione psicologica che è quella terribile. Allora, visto che ci sono persone che adesso ho incontrato la madre di una persona questa donna ha 94 anni, insomma, sta aspettando, cioè, vogliamo dargliela questa soddisfazione, chiedo, insomma, tutto qua. Allora, dovremmo essere al telefono con Francesco Zerbinati, che è presidente dell'associazione dei familiari appunto delle vittime di questa tragedia. Pronto Zerbinati? Sì, buongiorno. Buongiorno e grazie della disponibilità. Noi abbiamo premesso una cosa, ci siamo permessi insomma, di dare un'informazione. Lei era fidanzato di una delle assistenti di volo che erano presenti nell'aereo e tra l'altro quindi volendo essere speculativi lei è una figura che non aveva alcun diritto e non ha alcun diritto economico, quindi tutto quello che lei ha fatto finora come presidente di questa associazione non era orientato a, diciamo, a un ritorno tra virgolette economico, ma era penso solo un senso di giustizia, corretto? Assolutamente sì. Bene, cioè, mi sento di fare questa premessa perché porta un valore, me l'ha raccontato prima Nicola Galeotti e porta un valore ulteriore a quello che lei ha fatto. Si diceva come la sensazione ovviamente per coloro che non hanno ancora chiuso l'iter è di amarezza, se non addirittura qualcosa di più importante. Beh, c'è un aspetto che è difficile da spiegare e soprattutto difficile da prendere in considerazione da chi non è toccato da questi eventi, ed è il fatto che chi subisce un lutto di questo tipo non ha il tempo e il modo di digerirlo, di consumarlo e quindi chiudere il libro, perché c'è un continuo rinnovo del ricordo, del dolore, e diventa, uso questo parallelismo, è come se diventasse una malattia cronica. Uno se lo porta dietro, sa di averlo, bene o male per certi periodi vive anche normalmente, ma appena si rimanifestano i sintomi ritorna il dolore. Il fatto di avere processi, incontri con avvocati o comunque avere il rinnovo del ricordo non fa altro che aggravare la situazione psicologica di tutti i familiari. Poi c'è chi lo manifesta, chi lo nasconde, chi invece cerca assolutamente di evitare in ogni modo il sentir solamente nominare il disastro aereo genera sofferenza. Quindi ecco, c'è questo aspetto che normalmente non viene considerato. Che non viene insomma, è difficile in effetti da comprenderlo pienamente da chi ha avuto la fortuna di non vivere certi momenti. Nicola prima mi ha fatto anche leggere un brano, una lettera che era una risposta a una sua presa di posizione. Questo per raccontare come le istituzioni, voi vi siete sentiti come familiari delle vittime parecchio soli in quel periodo perché non avete trovato un riscontro. La leggo dopo, sì, però c'è una lettera di Galan nei suoi confronti di cui io non mi spiego perché non so i contorni, ma non mi spiego l'aggressività dell'uomo rispetto a una sua... Si fa presto anche a spiegarla, ma prima vorrei dire una cosa, l'assenza delle istituzioni. Io farei un po' il punto sul fatto che un evento di quel tipo
ricordo all'epoca dopo Ustica era l'incidente più aeronautico più importante avvenuto in Italia. Le istituzioni potevano muoversi in due modi. Uno, prendere la palla al balzo e cercare di sfruttare quell'evento tragico come opportunità per migliorare tutto quello che era aspetto legato alla sicurezza aerea, alla sicurezza in generale, e quindi prendere un po' l'evento come emblema per portare avanti una evoluzione del settore. Questo non avvenne, a tal punto che un po' tutte le realtà pubbliche che erano poi socie all'interno dell'aeroporto, perché ricordo tra i soci fondatori e tuttora presenti c'erano diverse realtà, tutti cercarono di mettere la polvere sotto il tappeto, di fare in modo che non se ne parlasse più di tanto, e alla fine noi familiari dispersi in giro per l'Italia, che non ci conoscevamo prima, ci siamo trovati a fronteggiare delle difficoltà che senza le istituzioni era pressoché impossibile risolvere. Ma è ancora adesso, mi perdoni, giusto per chiudere, e anche ma è ancora adesso voi non avete delle risposte, o avete trovato qualche soggetto che vi segue e in qualche modo vi accompagna? Guardi, abbiamo trovato qualche parlamentare durante il percorso, tra cui la senatrice Portietti, adesso non voglio elencarli tutti, ma qualche parlamentare durante il tragitto ci ha supportato, ma una presenza costante, un supporto reale, qualcuno o qualcosa inteso come ente che prendesse in mano la situazione per cogliere tutte le opportunità volte a migliorare la sicurezza o comunque far sì di rendere onore a chi sostanzialmente è morto, questo non l'abbiamo mai visto. Zerbinati, la ringrazio della disponibilità su questa partita. Ovviamente finché c'è modo di poter intervenire, di poter chiudere almeno quantomeno le vicende di risarcimento, le auguro un buon lavoro e un abbraccio a lei e a tutti i familiari che fanno parte della vostra associazione. Ringrazio. Grazie, buongiorno. Vi sentite ancora abbandonati, Nicola? Ci sentiamo ancora abbandonati, assolutamente sì. Adesso, nello specifico, io sono stato, credo, uno dei pochi e siamo riusciti ad ottenere il risarcimento tramite il pignoramento alla Banca d'Italia, che si sa che siamo dovuti ricorrere a questo evidentemente. Voi saprete sicuramente che, essendo lo Stato, il Ministero in questo caso, impignorabile, quindi non si possono per assurdo pignorare le sedie del Ministero o qualsiasi bene immobile del Ministero, quindi l'unica possibilità è quella di pignorare delle linee di credito che il Ministero ha. Questo siamo riusciti a fare attraverso un avvocato di Mestre. Io credo la nostra famiglia è stata l'unica che sia riuscita ad ottenere questo risarcimento, questo pignoramento. La strada però si è già bloccata un'altra volta, perché chi ha tentato la stessa strada oggi è stato bloccato un'altra volta, perché noi abbiamo fatto l'istanza a Roma e oggi Roma ha risposto, il Tribunale di Roma, a chi ha presentato il pignoramento, che è una sorta di incompetenza territoriale, perché deve essere presentato l'istanza nel territorio di riferimento, quindi in questo caso bisognerebbe presentarlo in Veneto, ma insomma è un modo per cercare un'altra volta di sfuggire a questi risarcimenti, che peraltro in termini economici non stiamo parlando di cifre così grandi, insomma sono una goccia nell'oceano per lo Stato. Infatti l'appello sarebbe quello che oggi, siccome il silenzio c'è stato fino ad oggi, ma credo che ci sia ancora la possibilità di riscattarsi in questo senso da parte del Paese. L'appello è quello che si può rivolgere al Presidente Conte o all'attuale Ministro dei Trasporti,
in un governo appena formato io credo che potrebbe essere anche un bel biglietto da visita, mettere fine a questa tragedia e quindi anche come immagine, insomma, dal punto di vista dello Stato, io credo che possa ancora fare qualcosa, insomma, debba fare qualcosa. Breve pausa. Allora, ricordiamo che lo spunto di questa puntata ci è arrivato appunto dal collega Gianni Favero, che ha pubblicato con Linea Edizioni questo volume, che tra l'altro lo si può trovare in vendita online, no, Gianni? Sicuramente online. Tu stai facendo tutta una serie di presentazioni, no, di questa pubblicazione. La prossima quando è? Sì, la prossima è prevista per domenica 17 novembre alle 18 alla libreria Lovat di Villorba. Sarai da solo? C'era anche Ci dovrebbe essere sicuramente anche Francesco, il presidente dell'associazione, e poi vediamo, insomma, chiaramente tutti i familiari che vogliono intervenire sono ben accolti. E quindi... Senti, comunque in queste prime presentazioni, cioè, appunto, chi ti sei trovato davanti? Anche oltre ai familiari delle vittime, cioè, qual è lo spirito con cui la gente anche comune, insomma, si relaziona rispetto al ricordo di questa tragedia? Ma guarda, la cosa che mi sorprende più di tutto, se posso dire, è che in realtà di questa tragedia ci siamo dimenticati tutti. Cioè, ha avuto sicuramente una risonanza immediatamente, ma adesso io vorrei trovare una persona che abbia meno di 40 anni che abbia mai sentito parlare di questo evento qua. C'è stata una rimozione in senso generale che è sorprendente. Basta pensare che a Verona l'unico segno che c'è a ricordo, se posso dirlo, è una lapide appoggiata ad una canaletta di irrigazione a margine del campo in cui è caduto l'aereo, e c'è un cippo non più grande di 30-40 cm nel cimitero di Somma Campagna, cioè in tutta la città non c'è nulla che ricordi questo evento. Tra l'altro, prima, insomma, nel preparare la puntata vedevo c'è questa pagina su Facebook dell'associazione, no? Mi ha incuriosito, c'era un documento della Questura di Verona di settembre di quest'anno che riporta la disponibilità di tutta una serie di oggetti che appartenevano, adesso dovremmo avere anche un'immagine di questo documento, Questura di Verona, appunto, che dice ci sono questi oggetti appartenuti e indicano quali sono i nomi delle persone a cui appartenevano, e sono stati appunto ritrovati all'epoca, insomma, sempre nel concetto che diceva prima Zerbinati, Nicola, cioè il fatto di come anche situazioni come questa, insomma, tornano a muovere dentro qualcosa di... Ricordo, insomma, se si pensa che gli oggetti non è che sono comparsi oggi, voglio dire, no? Sono 25 anni che sono lì e solo da poco è arrivata questa lettera, quindi... Tra l'altro non credo che voglia essere né un ricordo né null'altro, non capisco neanche come mai sia uscita, e credo che nessuno sia andato a riconoscere questi oggetti, perché insomma... Invece prima facevamo accenno a una cosa che anche personalmente mi ha un po' sconvolto e che è contenuto all'interno di questo libro. Sostanzialmente è una lettera protocollata dell'allora Presidente della Regione del Veneto Giancarlo Galan, il quale, infastidito da dichiarazioni di Zerbinati, perché sostanzialmente Zerbinati, in quanto Presidente dell'Associazione dei Familiari, aveva chiesto una mano, un appoggio da parte delle istituzioni, e Galan, correggetemi se sbaglio, disse: quando fate delle attività, delle manifestazioni, chiamatemi che io ci sarò, eccetera, eccetera. Chiamato un po' di volte, non è mai venuto. Il governatore dell'epoca non si è mai presentato e Zerbinati lo disse ai giornali. La reazione è stata, vi leggo esattamente, velocemente questa lettera: egregio Zerbinati, il mio più grande dispiacere è che lei sia il coordinatore del Comitato Parenti delle Vittime del Disastro Aereo. Posso solo dirle che a ogni sua mossa constato la sua incapacità estesa a tutti i campi. Neppure il suo dolore può giustificare le esternazioni vili, raccolte con ancora più malevolenza, che appaiono oggi sui quotidiani del gruppo Fineci. Quindi insomma fa riferimento a queste dichiarazioni. Ma era stato così incattivo Zerbinati in queste dichiarazioni? Aveva sottolineato che nonostante l'invito né Galan, ma
neanche il sindaco di Verona, per dire, certo. Si erano fatti vedere a questa manifestazione, certo. Queste commemorazioni. E poi continua dicendo: non c'è bisogno di altre sue imprese per capire che lei, pur mosso da grande volontà, è assolutamente inadeguato a tutto, dal fare gli inviti a parlare alla stampa, dal trovare 100 lire di finanziamento, al far valere le sacrosante ragioni dei familiari delle vittime, dal creare sostegno per le iniziative del comitato, a dare la forza e la considerazione che esso merita. Se il suo desiderio è far conoscere se stesso e non il dramma che ha investito e ancora investe i parenti dei passeggeri morti sull'Antonov, allora questo è davvero l'unico successo che finora è stato capace di ottenere. Leggo veramente una grande cattiveria, ma c'era qualcos'altro sotto questa partita? Non c'era assolutamente niente, tra l'altro, oltre a dire cose assolutamente non vere, perché Francesco, oltre ad essere una persona limpida, intelligente e una gran persona, evidentemente i motivi li avevamo già elencati prima, sono sicuro che non abbia mai fatto dichiarazioni eccessive, se non quella appunto di dire Galan non è venuto. Ma io credo che questa lettera non sia solamente una risposta a Francesco, un togliersi un sassolino dalla scarpa, e sia l'emblema di quando noi diciamo l'assenza di istituzioni. Galan con questa lettera ha voluto semplicemente far desistere Francesco dall'impegno che si era preso, perché evidentemente era una figura che poteva risultare scomoda, proprio perché il primo obiettivo è stato quello di insabbiare, oltre alle motivazioni per cui è caduto l'aereo, evidentemente era scomoda la gestione del tutto, anche per il fatto dei risarcimenti, delle responsabilità del Ministero, dell'aeroporto, eccetera. Quindi io credo che questa lettera sia stata scritta esclusivamente per far desistere Francesco dall'impegno, dandogli una bella stangata. Pensava che Francesco avrebbe diciamo accusato ha mollato prima Galan di Zerbinato. Ha mollato prima Galan, insomma. Scusatemi la battuta, ma insomma, così è. Ma e poi perché l'ha protocollata? Cioè, è strano. Sì, bastava una telefonata, credo, per dirgli queste cose, no? Privatamente, ma comunque, diciamo che adesso non sarebbe più possibile una risposta di questo tipo, perché credo che 30 secondi dopo sarebbe disponibile sui social e sarebbe un boomerang. A quell'epoca lì evidentemente questo timore non c'era. Perché all'epoca poteva finire sui giornali la lettera direttamente, non è che faceva... Sì, però dovevi trovare l'attenzione dei media. Era tutto un altro mondo, francamente, dal punto di vista della comunicazione. Ma poi bene, Galan lo conosciamo, un tipo un po' colorito anche di suo, forse... Diciamo che poi per carattere l'attuale governatore invece, conoscendolo, l'avrebbe presa abbastanza a cuore. Credo che avrebbe avuto un atteggiamento del tutto diverso, a parte che è ancora in tempo, voglio dire, per intervenire volendo, quindi all'appello forse si potrebbe anche aggiungere il successore di Galan, no? in questo momento qua, però, insomma, qui mi fermo. È una partita assolutamente vostra. Siamo quasi in chiusura. Si parla molto in questo libro della strategia del logoramento. Me la spieghi? La strategia del logoramento, allora bisogna tenere presente che a fronte di una battaglia legale normalmente c'è chi ha la possibilità finanziaria di sostenerla, perché gli avvocati ovviamente costano, e chi invece ha l'urgenza di realizzare al più presto possibile quello che può portare a casa per delle ragioni banalmente di sopravvivenza. Certo. No? Quindi di fronte a queste circostanze le società di assicurazione ad esempio hanno cominciato a proporre dei risarcimenti capestro, insomma, a mettere così dei contanti sopra il tavolo, così se ti va bene subito, altrimenti chissà quando. Molti hanno ceduto per ovvie ragioni, mica per mancanza di coraggio, proprio per mancanza di denaro, e chi ha resistito comunque 24 anni dopo è ancora nelle condizioni di aspettare. Quindi è un logoramento, l'ha detto prima lui, insomma, l'ha detto anche Francesco, è una specie di malattia cronica questa. Signori, siamo in chiusura, io ribadisco i ringraziamenti a Nicola in particolare, perdonami Gianni, a te e a tutta la tua famiglia, che insomma immagino tu abbia condiviso la tua presenza qui. Tra l'altro ribadiamo, Nicola Galeotti non è qui per chiedere risarcimenti perché ha già chiuso la partita, quindi anche lui come Zerbinati in questa fase è veramente per dare il giusto merito e il ricordo a delle vittime e una tragedia come quella dell'Antonov. Grazie Nicola. Grazie Gianni, perché stai facendo un grande lavoro e comunque insomma chi riporta alla cronaca vicende di questo tipo sicuramente deve essere lodato. Grazie di essere venuti qui e grazie a tutti coloro, anche i due ospiti telefonici. Un caro saluto.